Grazie, buongiorno a tutti. Scusate per la repentina. Alla fine la lettera del Ministro della Salute è arrivata. Nella Regione Veneto è emanato la delibera con cui si autorizzano farmacie, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, i centri convenzionati ad eseguire tamponi non solo per fine quarantena ma anche fine isolamento, autorizzando l'uso di test di prima generazione con costo a carico della Regione, che ha stanziato 5 milioni di euro. Ma non è l'unica novità. Da lunedì sarà operativa la piattaforma digitale anche per la prenotazione del tampone per fine malattia, con tanto di possibilità, se in possesso di SPID, di scaricare il certificato di guarigione con cui accelerare le procedure di riattivazione del Green Pass. È una piccola grande rivoluzione, perché comunque a questo punto, facendo appello a medici di base, pediatri di libera scelta e soprattutto farmacia che hanno spinto tanto, spero che i cittadini possano vedere sparire questa angoscia delle code, perché è veramente una roba che sia chiaro che c'è in tutto il Veneto e in tutte le regioni italiane questo discorso, anche se qualcuno vuole far finta di vederla solo in alcuni posti. Tant'è vero che c'è stata una lettera. Se non serviva la lettera, no? Vista la sensibilità che c'è in Veneto rispetto a queste cose, meglio evitare. A me spiace i cittadini, ma purtroppo qui stiamo parlando di salute pubblica. È una scelta che può sembrare assolutamente, come si può dire, sensata, davanti a un guaio sanitario diventa una scelta da procura. Sul piatto rimane la questione rivisitazione delle norme sulle quarantene nelle scuole, che sarà affrontata la prossima settimana. Per quanto riguarda la scuola, una piccola modifica c'è stata anticipata ieri sera e riguarda i soggetti disabili, per cui anche in condizioni, per cui la scuola ha più di due positivi o di 3 positivi, i disabili possono, con l'organizzazione della scuola, se questa lo consente, continuare in presenza, rispettando tutte le condizioni di distanziamento se sono più soggetti. Comunque questo per agevolare chi praticamente nelle famiglie ha di queste situazioni. Questa è una prima modifica che appunto è arrivata ieri sera. Ecco, poi tutte le altre speriamo di ridurre le quarantene e di ridurre anche il numero di test. Abbiamo condiviso che bisogna andare ad una semplificazione, ad una riduzione di queste misure, soprattutto le quarantene, che non costituiscono allo stato attuale un'attività di mitigazione del rischio, mentre lo erano prima, adesso non lo sono più. E quindi diciamo che sono, oltre che insostenibili, non sono utili.